Tre incidenti mortali in poche ore nella notte del Vicentino, un'auto finita in una scarpata e uno schianto in moto, 2 vittime, stamane a Verona un anziano travolto e ucciso da un camion e sempre stamane incidente tra tiri in A4 a Vicenza con 12 km di coda. È morto dissanguato il 51enne filippino vittima dell'incredibile duello a colpi di katana a Padova, la ferita mortale è stata però inferta con una roncola. Il sospettato dell'omicidio portato in carcere dopo una notte di interrogatorio. La tragedia di Bassano, inchiesta aperta sulla morte del piccolo ivoriano di 3 anni negato nel canale, una distrazione fatale all'origine del dramma. Agli industriali e agli albergatori continuano le adesioni alla campagna di mobilitazione lanciata dal governatore Zaia per sostenere la candidatura di Cortina. Oggi il Consiglio dei Ministri potrebbe dare indicazioni importanti. Uno dei nubifragi più violenti degli ultimi anni sulla pedemontana trevigiana è quello abbattutosi ieri sera su diversi territori, allagamenti, grandine e raffiche di vento, danni alle colture. Paura in una sala slot in pieno centro a Mestre, cliente improvvisamente estrae delle forbici e minaccia la titolare per farsi consegnare il denaro. Si deve sposare sabato in municipio a Mogliano, ma la festa è in parte rovinata. La piazza per foto di rito e arrivo dei parenti infatti ospita gli stand di un evento enogastronomico, la rabbia della futura sposa. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca, e la cronaca di ore ancora una volta drammatiche sulle strade del Veneto, con 3 purtroppo incidenti mortali. Primi 2 sono avvenuti nella notte nel Vicentino, Romano del Zelino e Rosale. Ora su questi 2 incidenti mortali ci aggiorna dalla nostra redazione di Bassano, in diretta telefonica per noi, Vanessa Banzato. Vanessa. Sì, una buona giornata dalla redazione di Bassano, ancora sangue sulle strade, 2 vittime in altrettanti incidenti nelle ultime ore proprio nel Bassanese. A perdere la vita pochi minuti prima delle 21:30 di ieri Ivan Golino, un 42enne di Borso del Grappa. L'uomo stava procedendo in sella al suo scooter lungo via Dante Alighieri a Romano del Zelino, quando per ancora in corso d'accertamento è uscito di strada, centrato in pieno un albero ed è precipitato nella scarpata. È morto durante il trasporto all'ospedale con ambulanza del 118. Poche ore più tardi, poco dopo la mezzanotte, è avvenuto un secondo schianto. A perdere la vita questa volta un giovane, un 22enne di Tezze sul Brenta, Marco Enrico Marcadella. Si trovava in sella ad una motocicletta ed era assieme a un amico, un ragazzo di 21 anni, anche lui di Tezze. Stavano percorrendo via San Pietro a Rosale, molto probabilmente stavano rincasando. In quel momento però si era abbattuto un fortissimo temporale e non si esclude che la pioggia forte che appunto stava scendendo possa essere stata la causa principale del sinistro. Il 22enne è morto praticamente sul colpo, l'amico invece si trova ancora in rianimazione in condizioni gravissime al San Bassiano. A indagare in entrambi i casi i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa. Questo per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie Vanessa Banzato, ma purtroppo, come dicevamo, non è finita, perché queste 2 vittime se ne è aggiunta un'altra questa mattina alle porte di Verona, a Montorio, dove un uomo di 70 anni è morto dopo essere stato investito da un camion. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale per capire come l'anziano celibe residente a Verona sia finito sotto il mezzo pesante mentre stava ripartendo dopo che si era accesa la luce verde del semaforo. In quel punto non ci sono strisce pedonali. Alla guida del mezzo, diretta a una cava, un veronese che al momento non è indagato per omicidio stradale, ma il mezzo e il telefono cellulare dell'autista sono stati posti sotto sequestro. Il corpo della vittima è stato ricomposto dai vigili del fuoco che lo hanno estratto sotto le ruote del camion. Ed è stata intanto poi a seguire un'altra mattinata di passione in autostrada in A4. Il primo incidente è quello avvenuto tra 3 mezzi pesanti poco prima delle 8 lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Vicenza Ovest ed Est in direzione Venezia, con 3 mezzi pesanti che si sono scontrati, 2 i feriti. Chiaramente l'incidente e il problema della rimozione dei mezzi ha portato a 12 km di coda alle 10 del mattino all'uscita del casello di Montecchio Maggiore e Montebello, e ancora poche ore dopo, sempre in A4 ma non distante tra l'incrocio tra A4 e A57 in territorio di Milano,
un camion che invece ha preso fuoco mentre era in corsa, e questo ovviamente ha portato a bloccare nuovamente il traffico, stavolta in direzione Padova. L'autista è riuscito a scendere in tempo dal mezzo, che poi si è completamente incendiato. Dunque un'altra giornata di passione in autostrada. Adesso con la cronaca a Padova, dopo l'incredibile fatto di sangue di ieri del duello a colpi di katana tra due filippini. Ne sappiamo, uno di questi è morto, un 51enne, è arrivato anche l'esito delle prime analisi sul cadavere del 51enne, che è morto per i colpi inferti non dalla spada katana ma da colpi di roncola usati dal suo assassino per finirlo. Il sospettato dell'omicidio è stato portato in carcere questa mattina, è fermato con l'accusa di omicidio dopo una notte di interrogatori. Sarebbero stati diversi colpi di roncola subiti la causa di morte per dissanguamento del filippino ucciso ieri pomeriggio nel parcheggio dello stadio Euganeo di Padova. I fendenti hanno colpito la vittima, un 51enne, padre di 2 figli e residente in città, alle gambe ed alle braccia. Un connazionale della vittima è stato arrestato poco dopo l'omicidio e si trova tuttora rinchiuso al carcere Due Palazzi. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, i due si sarebbero dati appuntamento nel parcheggio dello stadio per chiarire una questione passionale. L'uomo, che poi è deceduto, avrebbe anche esploso un colpo con una pistola scacciacani rinvenuta dagli inquirenti sul luogo del delitto. I due si sarebbero poi affrontati armati di katana, la classica spada ricurva giapponese. Alcuni testimoni, allertando le forze dell'ordine, avevano parlato di 2 uomini che si affrontavano a colpi di bastone. L'uomo che ha avuto la meglio era stato quindi visto allontanarsi a bordo di un'automobile che imboccava la tangenziale. I soccorsi del 118 sono stati vani. Poco dopo gli agenti hanno fermato un connazionale della vittima, un 39enne che stava uscendo da un appartamento di familiari, interrogato poi per tutto il pomeriggio e nel corso della notte. E poi, come dicevamo, fermato questa mattina e portato in carcere. Adesso l'inchiesta aperta dalla procura dopo la tragedia di ieri del piccolo Kelly, figlio di immigranti della Costa d'Avorio, che era però nato durante la fuga della Speranza dei suoi genitori in Algeria e che è morto ieri annegato in un canale a poca distanza dalla struttura dove era ospitato con i suoi genitori. È stato un colpo durissimo, la comunità insomma si stringe attorno alla famiglia dei 2 migranti. Il bambino, come sappiamo, stava giocando a pochi passi dalla struttura quando è stato, i genitori hanno perso di vista, la mamma l'ha perso di vista per pochi minuti e il piccolo è finito nel canale. È stato poi ritrovato a quasi 10 km dal punto della scomparsa dopo diverse ore di ricerche frenetiche e disperate. Come dicevamo, è stata aperta un'inchiesta, ora al momento non ci sono ipotesi di reato a carico dei genitori, adesso sarà la relazione poi dei carabinieri per cercare di capire se ci sono appunto responsabilità in questo senso. Lasciamo un attimo la cronaca per soltanto un momento, ma torniamo a parlare di Cortina 2026, la battaglia per la candidatura di Cortina Dolomiti alle Olimpiadi invernali del 2026. Ieri il messaggio appello di Luca Zaia a tutti i veneti di fatto per sostenere proprio in questi giorni cruciali l'appuntamento di Cortina. Giorni cruciali perché in queste ore, proprio in queste ore, è riunito il Consiglio dei Ministri che potrebbe dare da parte del governo una prima indicazione, chiaramente non sulla scelta ma sui parametri della scelta per la candidatura, e poi, come sappiamo, martedì ci sarà la decisione del CONI tra Cortina, Milano e Torino. Quindi dicevamo ieri l'appello di Zaia subito raccolto dalle categorie economiche. Dagli industriali agli albergatori, tutti in campo per Cortina. Ci è voluto poco tempo per la mobilitazione chiesta a gran voce dal governatore Luca Zaia attraverso il messaggio appello audio ai veneti. Crediamoci fino in fondo, sostengano tutti la candidatura per le Olimpiadi invernali 2026. E la risposta arriva subito da Federalberghi, che scrive una lettera al numero 1 del CONI Malagò per spingere verso la vittoria delle Dolomiti. Cortina nel segno della località più prestigiosa montana italiana e forse prima ancora il concetto di Dolomiti che finalmente dopo tanti anni siamo riusciti a tirare fuori insieme agli amici del Trentino, agli amici dell'Alto Adige e anche agli amici del Friuli. Questa unione di tutte le Dolomiti per candidarsi alle Olimpiadi credo che sia un evento straordinario.
Poi arrivano gli industriali, Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Trento, Asso Imprenditori Alto Adige e Confindustria Veneto sostengono la candidatura di Cortina, recita un comunicato ufficiale. La scelta di individuare non un'area metropolitana, bensì un territorio montano, storicamente votato al turismo e agli sport invernali, è un messaggio politico forte di attenzione verso le terre alte, che vanno riportate al centro delle politiche di sviluppo dell'Italia e dell'Europa. Importante, continua il comunicato, la scelta strategica di puntare sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale. L'assegnazione dei Giochi Olimpici a Cortina, continuano le 4 associazioni industriali, sarebbe volano non solo per le Dolomiti, ma per l'intera area alpina, sia nel turismo che nel manifatturiero. Le adesioni all'hashtag Io sto con Cortina 2026 continuano, mentre le ore si fanno sempre più cruciali. Proprio oggi il Consiglio dei Ministri è chiamato a Roma a dare un primo parere che lo stesso CONI attende prima del vertice di martedì, nel quale verranno sciolte le riserve tra Cortina, Milano e Torino. Non mi vedo francamente chi dovrà decidere, perché subirà pressioni e strattonamenti da tutte le parti. La battaglia si fa difficile, ma è proprio perché sono difficili le battaglie che fanno ancora la pena di essere combattute. Lasciamo adesso la corsa di Cortina 2026, torniamo alla cronaca con il nubifragio che si è abbattuto ieri sera sulla zona della Pedemontana Trevigiana. Diretta da Casonetto tra Castelcucco e Monfumo, il muson sta esondando. Una delle immagini più emblematiche della serata di tempeste e paura vissute sulla Pedemontana orientale del Grappa è sull'Asolano, il muson che esonda tra Castelcucco e Casonetto, allagando i campi limitrofi e alcune strade. Succede tutto poco dopo le 20, un'ora e mezza di nubifragio che ha colpito soprattutto Maser, ma anche Cairano, Montebelluna, Volpago, Trevignano, Cornuda. Definito dagli esperti uno dei temporali più violenti degli ultimi 5 anni in zona. Acqua con un accumulo anche di 100 mm tra Castelcucco, Pagnano e Monfumo, grandine con chicchi di 5 cm di diametro e paesaggi in alcuni casi semi-imbiancati. A Maser la situazione è più critica non solo per la mitragliata di grandine su campi e giardini privati, ma anche per il forte vento che ha spezzato i rami di alcuni alberi e divelto parte della recinzione del campo di calcio finita in strada. Tutto questo mentre le strade venivano allagate. Interventi numerosi dei vigili del fuoco anche a Cairano e Montebelluna. Danni e disagi pure nei cantieri della Pedemontana a Trevignano, dove il forte vento ha parzialmente distrutto le recinzioni arancioni che segnalano la presenza del cantiere. E poi ancora disagi a Giavera e Cornuda nel mirino della tempesta. I danni maggiori molto ingenti riguardano campi e colture devastate dal vento, dall'acqua e dalla grandine. In queste ore la Mara, ennesima, conta dei danni per un settore falcidiato troppo spesso dai rovesci del maltempo. Ancora la cronaca della Marca trevigiana, aveva abusato sessualmente di 3 ragazzine trevigiane tra i 13 e i 14 anni, ha patteggiato 2 anni con la sospensione della pena, l'insegnante di musica di una scuola media veneziano, attualmente sospeso dal servizio. 2 anni con la sospensione della pena, è finito così il procedimento a carico dell'insegnante di musica di una scuola media del capoluogo, accusato di violenze e abusi sessuali nei confronti di 3 ragazzine tra i 13 e i 14 anni. I fatti in realtà risalgono a 10 anni fa, la vicenda però è venuta alla luce l'anno scorso, quando una delle ragazzine ha deciso di raccontare di essere stata molestata dal professore quando aveva solo 13 anni. Foto intime, baci e palpeggiamenti nelle parti intime, tutto avvenuto durante le ore extrascolastiche. Immediate le indagini. A questa denuncia se ne sono aggiunte in seguito altre 2 giovani, sempre della stessa età, che hanno raccontato la medesima versione. Addirittura in un caso la ragazza ha spiegato di aver avuto rapporti sessuali completi. Il terzo caso invece non è perseguibile perché è già scattata la prescrizione. L'insegnante, che prima ha respinto ogni accusa, poi invece ha iniziato con le prime ammissioni. Dopo 5 mesi di indagine è arrivato il patteggiamento a 2 anni, ma i legali delle vittime non sono soddisfatti e non escludono la possibilità di presentare un'istanza alla Procura di Treviso e alla Procura Generale per l'impugnazione. Vi è un riconoscimento di una tenuità che fatico a riconoscere, ha spiegato l'avvocato di una delle ragazze. Ancora dalla Marca trevigiana è stato trovato senza vita nella sua abitazione dopo 8 giorni, accanto una siringa di insulina. Si tratta di un 42enne originario di Schio, Andrea Chiappin, trasferitosi però da poco più di un mese nell'appartamento a Cavrie di San Biagio di Callalta. Ieri sera è stata una vicina a dare l'allarme a causa del forte odore
che usciva dalla casa. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che sono dovuti entrare nell'abitazione attraverso la finestra. Il corpo senza vita era ormai in avanzato stato di decomposizione. Accanto al corpo c'era una siringa. Dai primi accertamenti i militari dell'Arma darebbero credito a una morte accidentale. La porta d'ingresso infatti era chiusa dall'interno e non c'erano segni di scasso. Il 42enne, secondo gli investigatori, potrebbe aver avuto un malore causato da una crisi glicemica, avrebbe perso i sensi, crollando a terra e battendo la testa sul pavimento. Forse aveva cercato la siringa per fare un'iniezione di insulina, ma non avrebbe fatto in tempo. Per non lasciare comunque senza risposta a nessuna domanda, la Procura ha deciso di approfondire disponendo degli accertamenti ovviamente sulla vicenda che purtroppo però sembra legata a una tragedia anche così diciamo della solitudine. Una tragedia invece in montagna, quella nel pomeriggio di ieri, dove un 61enne turista della Repubblica Ceca che stava scendendo in bicicletta con un gruppo di amici sotto le 3 cime di Lavaredo, siamo ad Auronzo di Cadore, su un tornante ha perso il controllo della bicicletta, che era un modello a pedalata assistita, è caduto a terra e ha battuto violentemente la testa. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dell'elicottero del SUEM. Adesso a Mestre con un colpo, una rapina all'interno di una sala slot in pieno centro. Ci racconta quanto accaduto Anna Maria Parisi. Anna. Sì, buongiorno da Mestre, dove è ancora in stato di shock la proprietaria della sala slot che si trova in via Piave all'incrocio con via Milanese, quindi all'inizio della via Piave, quando ieri nel tardo pomeriggio si è vista puntare contro un paio di forbici da uno dei clienti della sala slot che le intimava di consegnarle tutti i soldi presenti in cassa. La donna naturalmente che si trovava proprio dietro la sala slot, ovvero in un ufficio, nell'ufficio amministrativo, alla donna non è rimasto altro che consegnare tutti i soldi che erano presenti in cassa, il cui bottino ammonterebbe a diversi migliaia di euro e infatti ancora in fase di quantificazione, con il rapinatore, che si tratta di un cliente del locale che poi è scappato a piedi dopo averla comunque preventivamente chiusa a chiave dentro all'ufficio amministrativo, chiamiamolo così. La donna terrorizzata appunto perché sembra conoscesse il suo rapinatore, visto che si tratta di un cliente abituale di questa sala slot, e stando alle indagini della polizia arrivata in pochissimi minuti dopo la rapina, si tratterebbe anche di un individuo già conosciuto alle forze dell'ordine, anche secondo alcune testimonianze delle persone presenti. Ora la polizia sta vagliando le registrazioni delle telecamere presenti dentro come fuori dalla sala slot e indagini che sembrano ad un punto di svolta. Per il momento da Mestre è tutto e restituisco la linea allo studio. Grazie Anna Maria Parisi. Un agente di polizia penitenziaria del carcere di Rovigo è rimasto ferito nel tentativo di sedare una rissa tra 2 detenuti scoppiata stamane nella sezione a regime aperto. L'ha reso noto il segretario generale dell'OSAP, organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria, Leo Beneducci. Il detenuto di nazionalità magrebina avrebbe aggredito dapprima un compagno della stessa sezione con pugni e calci su tutto il corpo e il viso. L'agente è intervenuto per bloccarlo quando è stato appunto a sua volta aggredito, un'aggressione che gli ha causato contusioni e lussazioni guaribili in circa 20 giorni. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta, prima edizione. Prima della pubblicità abbiamo parlato di questa aggressione, l'ennesima in carcere, è rimasto vittima un agente di polizia penitenziaria. Intanto sul fronte della difesa degli agenti di polizia a Padova e in altre 10 città italiane, come abbiamo visto, prenderà il via la sperimentazione dell'utilizzo del taser, la pistola elettrica. Era stato annunciato mesi fa, ora c'è l'ufficialità. Il taser, la pistola elettrica, sarà data in dotazione alle forze dell'ordine padovane. La città del Santo, infatti, rientra tra le 11 città italiane selezionate dal Ministero dell'Interno. La sperimentazione sarà affidata alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza. 30 i dispositivi da acquistare per ora.
La fase sperimentale seguirà un disciplinare che un apposito gruppo interforze sta mettendo a punto e sulla base del quale saranno formati le donne e gli uomini delle forze dell'ordine coinvolti nel primo periodo di utilizzo. Molto soddisfatti i sindacati di polizia che da anni chiedono che questo strumento entri in uso. Finalmente lo abbiamo invocato per tantissimo tempo abbiamo invocato strumenti che siano intermedi tra l'arma in dotazione, quindi la pistola che è un'arma letale, all'uso delle mani, quindi alla colluttazione fisica. I poliziotti non sono buttafuori da strada, quindi ben vengano questi strumenti intermedi non letali che consentono comunque di poter lavorare al meglio e in sicurezza. Anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha voluto elogiare la pistola elettrica. È un'arma di dissuasione non letale, ha affermato, e il suo utilizzo è un importante deterrente soprattutto per gli operatori della sicurezza che pattugliano le strade e possono trovarsi in situazioni borderline. Anche i padovani sembrano soddisfatti di questa novità. È un deterrente per determinate situazioni, per carità, qui l'uso è quello che determina, la modalità di uso, quindi ci vuole una grande preparazione per gli agenti che devono usarle. Io sono d'accordo, perché c'è tanta quella malavita per fermarli, ci vuole qualcosa. Adesso sempre dal Padovano con la paura nella cucina di un ristorante per le fiamme che sono scaturite all'improvviso. Intervento dei vigili del fuoco in un ristorante di Saonara dove era scoppiato un incendio probabilmente partito da una pentola dimenticata con il fuoco acceso. Le fiamme hanno raggiunto la cappa di aspirazione che si trova sopra il piano cottura e altre zone della cucina. L'allarme lanciato tempestivamente dai proprietari del locale ha permesso un rapido intervento dei vigili del fuoco che ha evitato conseguenze peggiori. A Schio invece siamo nel Vicentino, ecco vandali pizzicati e multati. Schio, rifiuti abbandonati, discariche a cielo aperto. Dopo esserci occupati dei casi di Vicenza andiamo nell'Alto Vicentino, dove la polizia locale, grazie alla pronta segnalazione di privati cittadini, è intervenuta all'isola ecologica di via San Pio X. Gli agenti hanno trovato abbandonati ai piedi delle campane ben 26 sacchi di plastica contenenti rifiuti indifferenziati abbandonati sulla pubblica via. I proprietari pensavano, sbarazzandosene, di averla fatta franca, ma proprio seguendo le tracce della loro immondizia abbandonata, la polizia municipale è risalita ai 2 trasgressori che sono stati sanzionati per complessivi 650 euro e ovviamente i rifiuti sono stati rimossi. Allora a Mogliano con la vicenda di una sposa che domani convolerà a nozze con il suo compagno a Mogliano, ma la festa sarà decisamente in parte rovinata. Sentiamo perché. È un sogno di una vita, 44 anni che vivo in questo paese e dopo 44 anni ho chiesto io al mio compagno, che non è del comune di Mogliano, di sposarmi nel mio paese di origine. Natascia Nobile convolerà a nozze con il suo compagno sabato alle 11 nel municipio di Mogliano. Tutto pronto, i futuri sposi avevano già pianificato la mattinata. Dopo la cerimonia, le foto di rito in piazza. C'è un monumento molto importante del quale ho sempre avuto il massimo rispetto e mi sarebbe piaciuto proprio fare una bella fotografia davanti a questo monumento, invece purtroppo non sarà possibile. Succede infatti che Natascia riceve una telefonata dal comune. Ci sarebbe stata una piccola manifestazione nella piazza di Mogliano. Ieri lei decide di vedere di persona la situazione ed ecco l'amara sorpresa. Come tutte le spose un po' ansiose, sai, ho voluto di mio vedere com'era la situazione e ieri mattina appunto scendo nella piazza e mi trovo questa caserma attorno al comune che non ha niente a che vedere con 4 bancarelle, ostruisce tutti i punti d'arrivo al comune e lascia un paio di metri dalle cucine di questi stand all'entrata proprio nel comune. Il monumento appunto dei caduti è completamente rivestito da pubblicità e da transenne, quindi è invalicabile. In queste settimane infatti la piazza principale di Mogliano ospita gli stand di una manifestazione enogastronomica. Quello che mi dispiace di più, dice Natascia Nobile, è che... Avrei solo chiesto della chiarezza e non c'è stata minimamente, non mi ha telefonato nessuno delle alte sfere nemmeno per scusarsi. Se io avessi avuto la possibilità di scegliere, sicuramente avrei scelto un'altra location e avrei lasciato tranquillamente lavorare chi sta lavorando, del quali ho il massimo rispetto. Spero che questa mia dimostrazione e metterci la faccia possa servire in un futuro per altri sposi che non debbano trovarsi nella mia stessa situazione, cosa che sto scoprendo ora per ora. Vedo che c'è gente che mi risponde che purtroppo anche loro hanno avuto la stessa situazione.
Ricorderete, abbiamo raccontato qualche giorno fa la storia di Tenny, la gattina che da più di un anno vive sulle scale dell'entrata dell'ospedale di Oderzo e da lì non si vuole muovere. Bene, la sua storia è arrivata fino in Toscana e per l'Amicia è arrivato anche un premio. Tenny, la gattina che ormai da un anno vive fuori dall'ospedale di Oderzo e che è diventata per pazienti e personale una presenza fissa da coccolare e salutare, non sa che la sua storia ha fatto il giro d'Italia arrivando fino a Fiesole. Qui infatti si trova l'Accademia dei Gatti Magici, associazione che ogni anno a maggio consegna dei riconoscimenti a scrittori, poeti, ma anche associazioni e animali che si sono distinti nel campo animalista. Da qualche anno viene dato anche un premio chiamato premio Pippi Pet Therapy per gli animali che hanno salvato l'uomo, aiutato l'uomo, che sarebbe il premio che vorremmo dare alla gattina che staziona davanti all'ospedale di Oderzo. La storia di Tenny, raccontata attraverso la nostra emittente, è arrivata in Toscana toccando il cuore dei componenti dell'Accademia dei Gatti Magici. Questa gattina a quanto pare voleva talmente bene il suo umano che si è fermata davanti all'ingresso dell'ospedale. Ma l'Accademia intende premiare anche Carmen, la cassiera dell'ospedale, che ha preso a cuore la storia di questa amicetta e che nel periodo invernale l'aveva portata nella sua abitazione, ma quando ha visto la tristezza dell'Amicia chiusa tra quelle mura ha deciso a malincuore di riportarla davanti all'entrata dell'ospedale. Noi vorremmo dare il premio di diploma di Cavaliere dei Valori Femminili, anche perché pure lei ha aiutato questa gattina, e vorremmo darlo un po' a nome un po' di tutto l'ospedale. Ma Massimo Rossi ha un altro desiderio. Io avrei ancora più piacere se questa gattina, che già è un po' la mascotte dell'ospedale, riuscisse anche, potesse anche frequentare proprio gli uffici. Complimenti allora a Tenny, e adesso siamo in chiusura davvero e vi lascio come sempre a ore 13, questa si parla di sanità con le ultime novità dell'ULSS 5 Rovigo, e poi alle 20:10 torna il nostro approfondimento consueto dopo i telegiornali, politica, tanti temi sul piatto dalla politica all'economia con Massimiliano Barison, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, e Silvano Piazza del Partito Democratico. Grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Ancora qualche temporale sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di venerdì 6 luglio. Sul Veneto sarà bel tempo nella prima parte della giornata con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio si accenderà l'instabilità con qualche rovescio o temporale possibile un po' ovunque ma meno probabile sulle aree costiere. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 25 e 31 gradi circa. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Al mattino occasionali temporali saranno possibili sui settori alpini, buono invece altrove con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio peggiorerà con rovesci piuttosto frequenti. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 29 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà spiccatamente instabile con rovesci e temporali piuttosto diffusi, localmente anche di moderata intensità. Generale miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.